Ok, vai, continuo a testarti. Bene. Io penso che... Tutte e due le mosse vanno bene. Io vado con questa. Ah, non erano queste le due mosse. No! Eccoci di nuovo qui. Facciamo un'altra partita. Riproviamo. Una rivincita. Va bene. Ok. Fai partire? No, così. Ah, ok. Inizio io. Che prima mossa facciamo? Per me è uguale. Vai tu. E 4. Sì. Ok. E 4 più aggressivo. La È francese. invertita. Va bene. Allora provo a farti una variante. Ok. La variante Tarrash, una delle varianti posizionali. Non ricordo assolutamente. Vediamo. Ok. Allora, io se spingo... rimango... Forse questa... Contro la Tarrash c'è dove- una mossa che è chiaramente migliore delle altre, secondo me, Ok. che viene data nel corso. Non ricordo se questa era la situazione in cui si rimaneva col pedone isolato. No. Si può O rimanere con il bisogna pedone cercare di isolato, ma evitarlo? si può giocare È una con il pedone conseguenza isolato. di qualcosa. Sono in versioni migliorate. Entriamo solo in posizioni Ok. per chi ha paura. Sono in posizioni molto Ok, buone, ma ok. può verificarsi sia per il bianco sia Allora per il potrebbe nero. essere un cavallo E7? No, è troppo passiva. Un po' passiva. Molto. Ok. Allora, il tempo. Ehm, è che spingere subito C5, non so. Ti stai ricordando qualcosa del corso, no? C5 è la mossa che viene data Ok, nel corso. ok. Va È che bene. ho paura comunque di E questo. contro cavallo C3 non va bene, contro cavallo Ok. C3 C5 perde. Ah, ok. Perde, che era un pedone. Contro cavallo di 2 penso che sia la mossa più forte. Ok. Ok, vai, continuo a testarti. Bene. Io penso che... Tutte e due le mosse vanno bene. Io vado con questa. Ah, non erano queste le due mosse. No. E No, perché io non dicevo va bene che questa, Andrea? in realtà non mi ricordo perché l'ho studiata solo da nero, mai da bianco, ma Ok. se adesso Sì, sul mio sì. tempo commento. Ok, aspetta. Le mosse migliori, Ah. la mossa che diamo No, nel aspetta, corso com'era? era così. Ok. Le mosse che diamo nel corso, la mossa che diamo nel corso è donna per D5, che è perfetta. E per D5 l'ho giocata molte volte, anche con successo. Si però gioca non con il volevo pedone questa isolato. situazione. Sì, ma donna per D5 lo evita. C per D4 una mossa nuova. Vediamo se riesco a trovare il Dai, modo di vediamo. complicarti la vita, ma magari no. Aiuto. Allora, vediamo cosa posso fare. Però aspetta, così siamo pari di pedoni. Siamo Quindi pari di pedoni. Quindi in realtà io sto lasciando un pedone avanzato e isolato. Esatto. Quindi quella è la cosa negativa. No, Cioè, se tu mangi... no, è che io lo so per, cioè, io lo so per deduzione. Perché so Sì, che, sì. cioè, studiandola da nero, so che mi ricordo tutte le volte che volevo far provare a funzionare questa. Diciamo che probabilmente è i tuoi cattiva. avversari sono talmente forti che non ti giocheranno mai questa mossa e quindi non c'è bisogno neanche di studiarla. Ma bisognerebbe saperla o trovarla alla scacchiera. E che penso che il problema sia che io posso cambiare e poi Esatto, posso attaccare esatto. questo pedone, solo che devo provare a farlo bene. Allora, se faccio cavallo F3, giochi donna per D5, trasponi e non ho guadagnato nulla. Sì. E ritorni nella teoria. Potrei dare uno scacco intermedio in B5. Su alfiere di 7 cambio, donna per E6, D per E6, donna E se per E6 se cambi poi... e cavallo E2, e poi arrocco il pedone potrebbe risultare alquanto debole. Sì, perché poi avrai due pedoni... O se no potrei prendere in E6, alfiere per E6, Come e lo gioco difendo? Difendo con difesa cavallo alfiere per C6. E6, alfiere B5 scacco, cavallo C6, cavallo F3, arrocco e poi inizio a fare pressione. Sì, forse giocherò così. Ho alfiere B5 prima, alfiere B5. Ragazzi, in generale Sì. non sacrificate pedoni e a maggior ragione con un gran maestro. Beh, che un pedone in più è Quindi molto io vi sto importante. dimostrando cosa non bisogna fare a scacchi. Ecco, No, perché si è solo dimenticato la teoria. non l'ho studiata. Giocherò uno diverso, non potrei giocare.
è che si vince per il tempo, lui non lo sa che Non so se giocare ho alfiere... velocizzato il suo 5 alfiere di 7. orologio. Pedona per 6. Se andiamo in zaino c'è un po' più di adrenalina, no? Ma Prendiamone 6. ok, io Alfiere 6. Alfiere B5. ok, B6. Allora, aspetta. ok. Tu hai già calcolato, quindi No, non ho calcolato. Alfiere G5 a Rocco. sto quasi pensando. Vabbè, intanto E7. Va devo bene. attaccare 2 volte, io no, 3 volte, ok. Ora attacco l'alfiere. Il problema è che se Io voglio prendere la coppia degli alfieri solo. sì, il problema è che non mi attacchi solo l'alfiere, ma mi attacchi Anche il pedone in anche il D4. pedone, quindi il pedone è Perché se tu praticamente sposti perso. l'alfiere, io Sì. catturo in D4. Sì, sì, sì. Il pedone è perso a meno che dai l'alfiere campo chiaro. Sì. Se dai l'alfiere campo Per chiaro. darlo dovrei fare. No, dovresti prendere il cavallo. Però. Dovrei prendere il cavallo o. Ah no, se tu giochi B6, Ecco, esatto. ma io ti posso ignorare l'alfiere, ti posso prendere sì. il pedone perché se Sì, mi mangi in tutto ogni il cavallo caso è inchiodato. è inchiodato in ogni caso, sì. Ok, no, proviamo. E che la coppia degli alfieri non è così importante come perdere Sì, un sì, sì, pedone. è il minore dei mali in questo caso, Sì. credo. Sì, anche io credo. Ok, il pedone, il problema è che mi E sono. continua a essere debole l'alfiere, cioè ora il vantaggio del bianco è posizionale, questo è il problema, che Sì, non ho rischi. mi porto avanti questo problema per tutta la partita o Sì. per. Cioè non è un Vediamo problema quanto. che ciò che hai fatto perde, ma se uno sbaglia nell'apertura, Sì, poi va a sì. stare peggio, un avversario un po' scaltro può creare Certo. problemi. Andrea, te ti reputi scaltro? Ma di fronte alla complessità del gioco siamo tutti da imparare, no? Cioè, Sei troppo umile. Allora, vediamo. I nostri amici lo sanno. Ok, allora io arroccherei e non ci penso più. torre sulla colonna aperta, Ok, seguendo i principi generali. bene. Ho meno tempo. A 6. Ora mantengo l'alfiere. Vado in D3. Ok, sì, perché non mantieni la debolezza, perché scambiandomi. Sì, anche se magari potevano sorgere nuove debolezze, Sì, no? Ma sì, sì. non voglio cambiare lo status quo per ora. Certo, mi sembra abbastanza giusto, corretto. E poi magari l'alfiere non si sa Sì, mai, magari rompe un pochino. esatto, molto. Io ho bisogno dei pezzi, non ho bisogno, non posso. Il problema è che questo alfiere non può intraprendere operazioni. C'è un altro problema delle debolezze. Sì. E che, cioè, che magari non cadono, ma i pezzi che le difendono devono rimanere passivi. Sì. Ok, io. Wow. Posso sacrificare in H7? Sì? No, sto chiedendomi, non lo so ancora. No, se te lo chiedi tu e non me lo sono chiesto io è un problema. Per Urca, H7. mi stai facendo qualche. H7. Io mangio, Cavallo poi il G5, cavallo. cavallo G5. Male. Male, male. Re G6. Eh sì, e poi entra quella per. Re No, non lo so, ma abbiamo poco tempo, potrebbe essere interessante, ma avendo poco tempo, cioè, se stessi peggio, magari lo farei, ma penso che, cioè, non ho tempo di calcolare, penso che se non funziona un pezzo in meno, quindi preferisco continuare a giocare posizionalmente. Ok. Preferisco non tagliarmi i punti alle spalle, Grazie però per avermi. no, non lo so se funziona, magari era un suicidio. Che voglio svilupparmi, magari voglio manovrare il cavallo qui. Va bene. All right.
giocare H4 e H5, stile H0. Adesso sarebbe il mio piano in generale. Che avevo tante idee, volevo giocare anche H4 sacrificando, poi ho detto no, non voglio sacrificare nulla. Il mio pedone praticamente, oltre ad essere un E che ti pedone impedisce di è attivare i proprio, pezzi. è come se fosse un tuo pezzo. Perché almeno l'alfiere su questa diagonale era forte, però Sì, è per questo che non posso fare... che mi prendo. Magari metterò qua il re su case Sì, bianche sì, perché sì, non è sì. più l'alfiere campo chiaro, sì. È incredibile. Ehm, Ok. Visto che non serve. Poi potrei già. Però Cambio, forse se cambio cambio pezzi. tutto guadagno un Sì. pedone. Sì. Quel pedone. Sì. Sì, e quel pedone alla fine cade, no? Bisogna prendere. Dovevo prima togliere la donna. E che non. Perché se mettevo in comunicazione... Sì. Cioè, io il pedone era comunque protetto, invece così devo per forza mangiare di donna. Sì. E che una debolezza così è molto difficile da tenere prima o poi. Sì. Prima o poi può cadere. Non hai scelta. Sì, sì, certo. Ok. Ora ovviamente se prendo col pedone con la donna, se il doppio riperdo questo pedone, con doppio Sì. perdo la qualità e perdo tutto, devo prendere. Ok. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. No. Tempo? Errore. Sì? Sì, perché posso prendere, ti attacco la donna. Ok. È finita. Sì, perdo gratis. E che se non me lo mangi, No, mangi se mi la mangi torre, la è finita. donna, Sì. c'è un pezzo in più alla È fine. vero, è vero. E che No, sai cosa? Avevo pensato... forse dovevi giocare. Avevi alcune mosse, cioè avresti potuto complicare, per esempio. Cavallo E5 è interessante che minaccia questo sacrificio. Cioè giocare sui trucchi, no? Ok, sì. Minacci Sì, questo sì. doppio, ma è che alla fine mi sposto e ho un No, pedone in più secco. avevo pensato prima No, io penso a- che forse devi cambiare, E penso. basta. Devi cambiare, provare a creare un blocco. Ora Sì, proverò ok. a spingere, qua mi devi bloccare. Qua un pedone in più, certo, proverò a rimuovere, Sì, entrare, sì, cioè sì, voglio sì, entrare sì. nel finale, portare il re. Sì, non, sì. non è facile, ma puoi No, no, resistere. Però si può resistere se tu. No, avevo pensato inizialmente Don... Sì, Ah, forse donna Don- Donna... E4. No. Io avevo pensato Donna e 6, però me lo mangi e finisce lì la cosa.
Se no, non- in realtà se non ne fosse- sei, in realtà non te, cioè se te la mangi in realtà è un cambio e non ho guadagnato Ecco, un pezzo, stai non ci ho pensato. Era No, io ho pensato, non ne sai perché, in caso tu non voglia mangiare, o quella sarebbe comunque stata creo una un mossa, attacco. sarebbe stata una mossa ingegnosa. No, in realtà non attacchi V3 perché mangio. Sì. Però se... no, niente. Però se mangiavo sì di cavallo, ma forse- avresti comunque forse preso gioco di contromisure, qua. esatto. Forse Sì. gioco di qua. Sì, no, beh... Cioè devo continuare. O forse un'altra mossa interessante. Forse donna G5 è interessante. Uff. Perché cosa succede? Che se tu prendi in D4 cade la torre con scacco. E se tu dici va bene, allora sposto la torre per poter prendere, è che allora sì che ti posso prendere la donna. Forse Sì. donna G5 e se mi attacchi la donna ti prendo. Donna G5 è fenomenale. Ora che ci penso, perché poi ti cambi. Sì, o dovevo cambiare, cioè dovevo... Sì, rovinare- però allora, Certo, allora entro nel finale, no? È E definita. guasto meglio perché poi Sì, cadono sì. altre figure. Certo. Ah. Sì, comunque interessante. Però, Andrea, ti ricordi un video ormai datato del canale in cui giocavi bendato contro Christian? Sì, Cosa ne pensi? proviamo. Potremmo provare Va bene. a riproporre Proviamo questo con tipo di l'orologio. sfida. Sì, con l'orologio. Va bene. Ovviamente, vabbè, io devo Va bene. essere veloce a Fare muovere mosse le per tue. tutte e due. Va Sì. benissimo. Dai, proviamo. Proviamo.